Volevo liberarli dai demoni. Lucido quanto spietato Giuseppe Barreca, i carabinieri che sono entrati nella villetta del massacro della sua famiglia ad Altavilla Milicia, comune costiero dell'Interland palermitano. Unica superstite alla strage la figlia di 17 anni, che in stato di shock ha raccontato ai militari di sentirsi intontita e che durante la notte il padre si sarebbe svegliato farneticando di aver percepito presenze demoniache in casa. Lei si è alzata dal letto e ha scoperto i corpi dei fratelli martoriati. Il padre, forse 36 ore prima di chiamare i carabinieri e confessare tutto, avrebbe ucciso i figli Kevin di 16 anni e Manuel di 5, strangolandoli e torturandoli con le catene. Non è chiaro se prima aveva soffocato la moglie, fatta a pezzi e bruciata. I suoi resti carbonizzati li aveva sepolti sotto un cumulo di terra vicino alla loro casa. Poi ha chiamato, forse in un momento di lucidità, il 112, facendosi trovare dai carabinieri a Casteldaccia, a pochi chilometri dal luogo della strage. Sotto interrogatorio c'è anche una coppia di amici di Barreca che potrebbe aver avuto ruolo nel triplice delitto. Secondo le prime indagini, l'uomo, che lavorava come muratore, sarebbe stato spinto da un impeto a sfondo religioso. Erano evangelici lui e la moglie Antonella, che faceva la badante e aveva lavorato al comune per le pulizie, ma non frequentavano da tempo alcuna chiesa. Così Gaspare Basile, pastore di Altavilla Milicia, che aveva conosciuto la vittima perché frequentava la sua chiesa. Poi però la donna si era allontanata. Barreca invece sui social seguiva da tempo un santone che si autoproclamava esorcista. Un paese sotto shock, Altavilla Milicia. Più passano le ore, la strage familiare è un'ombra nera che scuote tutti per la crudeltà di Giovanni Barreca, che ha infierito sui due figli e bruciato la moglie. Una vicina di casa, Pascal Bollet, da qualche tempo aveva capito che qualcosa era cambiato in quella famiglia. Sì, per me era diabolico. C'è uno che mi va a spegnere anche la luce della Madonnina e dice la devi togliere perché Dio non vuole nessuna altra immagine fuori da lui. La stessa vicina non si sentiva sicura. Avevo lasciato che avevo paura. Infatti anche tipo lui ogni tanto quando mi spariva qualche gatto o qualcosa era diabolico, anche perché che lui ha insegnato lui a suo figlio, gli ha dato lui il fucile per sparare gli uccelli per poi imbalsamarli, quindi... Anche la vittima, secondo la vicina, viveva un momento difficile, forse per problemi economici. Lei era una vittima sicuramente, però che succedesse quello che è successo non me lo sarei mai aspettato. Io mi sarei aspettata un finale che Antonella faceva le valigie e se ne andava, lo lasciava solo, questo sì, però così no. Chi conosceva Giovanni Barreca invece lo ricorda come un lavoratore, una persona tranquilla. Lo vedevamo tutti in paese, sapevamo che era evangelico, non avremmo mai pensato che potesse fare nulla di simile. Adesso c'è chi lo accusa, racconta una realtà che noi ad Altavilla non abbiamo mai percepito, ha detto. Intanto saranno sospesi tutti gli eventi previsti per il Carnevale e verrà indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime. Lo ha annunciato il sindaco di Altavilla, Giuseppe Virga. Non accenna a rientrare l'allarme violenza gratuita a Palermo, dove ogni fine settimana diventa ormai una raccolta di episodi occorsi dal centro alle periferie. Continuano le indagini tese a identificare gli aggressori di 2 studenti belgi in Erasmus in città, che 2 notti fa sono stati accerchiati e rapinati dopo una serata trascorsa nel quartiere Ballarò nei pressi del mercato, diventato area della movida. Una rapina violenta analoga si era verificata 5 giorni prima. La violenza si consumava a Ballarò mentre le forze dell'ordine stavano invece seguendo controlli in Piazza Magione, altra area della movida, dove sono state elevate contravvenzioni ed effettuate segnalazioni e denunce. Ma la violenza non riguarda soltanto la movida e la microcriminalità, si susseguono anche atti di vandalismo. L'ultimo riguarda una sassaiola contro un autobus dell'Amat, stavolta a Brancaccio. L'episodio è avvenuto ai danni della linea 210 che collega via Oreto a Viale dei Picciotti. Finestrini rotti e cocci di vetro che volano anche all'interno del mezzo, ma per fortuna nessun ferito. Episodi simili nelle scorse settimane da sud a nord della città, anche in Corso dei Mille e allo Zen, a dimostrazione del fatto che ormai tutta la città è interamente accomunata da queste violenze e danneggiamenti immotivati.
Si ruba e si vandalizza, a volte per pochi euro, altre volte per il semplice gusto di danneggiare. Catania è sempre più ostaggio di gente senza scrupoli che dal centro alle periferie colpisce indisturbata. Si spogliano strade, si depreda il ferro di tombine e caditoie e non passano di moda i furti di auto e biciclette che alimentano il fiorente mercato della ricettazione. Annesima, ignoti sono entrati in azione nella sala d'attesa del parcheggio scambiatore ed incuranti della presenza di 3 telecamere interne, bisognerà capire se funzionanti, hanno arraffato pochi spiccioli, mettendo KO una delle casse automatiche. Simili scene sono state segnalate in centro, dove sono state prese di mira le macchinette di sostare. Dalla mobilità sostenibile agli insostenibili furti di biciclette, una vera piaga sociale nelle città metropolitane, dove la depenalizzazione di alcuni reati sta portando ad un incremento dei fenomeni. E si susseguono le denunce dell'Associazione Salvaciclisti, che sollecita l'intervento delle istituzioni. Il nostro appello è quello che facciamo al Presidente del Tribunale di Catania, di aiutarci a iniziare a fare delle indagini serie e per incominciare a fermare questa cosa che sta continuamente accadendo. Ci sono tantissimi ciclisti che non vanno solo in bicicletta perché si spostano per una mobilità sostenibile. Noi abbiamo dei lavoratori che sono veramente in condizione già precaria. Ladri di biciclette che a volte danneggiano chi il mezzo a 2 ruote lo utilizza non per hobby ma per lavoro, come i rider. E sappiamo che i rider vengono continuamente rubati dei loro mezzi per lavorare, di cui sono impossibilitati spesso dalla loro condizione economica nel ricomprarsele. E sui social aumentano le adesioni al gruppo Bici Rubate a Catania, segnalazioni e avvistamenti che purtroppo crescono di ora in ora, così come i furti. Giovedì prossimo il Consiglio di amministrazione della Stretto di Messina ha all'ordine del giorno la relazione di aggiornamento del progetto definitivo del ponte sullo Stretto. Dopo la sua approvazione partirà la fase esecutiva della mega opera. È il momento cruciale, quello in cui si potrà iniziare a pensare che stavolta il ponte si farà davvero, perché se tutto andrà secondo i programmi, a fine marzo il progetto definitivo verrà approvato e si passerà all'esecutivo, ai vari contratti, e in estate dovrebbero partire i cantieri. E di ponte sullo Stretto si è parlato ieri sera durante la trasmissione Il Punto, condotta da Luca Ciliberti, ospite l'amministratore delegato di Caronte Tourist Vincenzo Franza, che ha spiegato il sì della società di navigazione alla realizzazione del ponte sullo Stretto. Dovunque sono stati realizzati i ponti, i traghetti continuano. In qualunque modello di funzionamento di questo ponte una parte del traffico rimarrà sul traghetto e noi addirittura confidiamo che l'incremento dei traffici complessivi con la Sicilia possa attenuare quello che è il naturale travaso di merci sulla infrastruttura stabile. Poi non dimentichiamo che durante tutta la costruzione di questo ponte, che durerà 8-10 anni, quanto minimo, è necessario avere i traghetti per costruirlo, quindi saranno 10 anni di sinergia, 10 anni di collaborazione per minimizzare l'impatto sul territorio dello spostamento dei materiali, la logistica, i rifiuti, lo sterro e qualunque cosa, e da armatori sarà, come dire, sicuramente un'era d'oro. Il ponte, inoltre, ha sottolineato Franz, non sarà solo quell'infrastruttura che farà passare le auto senza prendere il traghetto. I treni normalmente stanno 6-7 ore, i treni merci che sono importanti, i treni commerciali non meno di 2 ore e mezzo. Ma in 2 ore e mezzo un treno percorre 400 chilometri. Quindi un ponte che consenta di passare senza interruzione di continuità è come spostare la Sicilia e metterla su Salerno, ecco, come impatto per il trasporto. Da quando ci sarà il ponte le merci siciliane potranno utilizzare un sistema più economico per andare al nord, in Europa, sarà più collegata. La Sicilia potrà diventare hub di tutti quei traffici che dal Mar Rosso passano e oggi magari vanno da qualche altra parte, e quindi attrarre traffici e merci che, collegate via treno, potranno essere portate in Europa.
Domenica di riflessione per la politica siciliana alla ricerca di soluzioni stabili alle tensioni interne alla maggioranza di centrodestra che nei giorni scorsi ha causato la bocciatura di ben 2 norme, fra cui da ultimo la riforma delle province. Sul piatto c'è la possibilità di un rimpasto nella giunta Schifani, rimpasto che il governatore auspica già da qualche tempo. La condizione però è che la nuova giunta che potrebbe uscirne fuori sia tale da soddisfare tutti e riportare pace e collaborazione fra i partiti di questa maggioranza. In attesa che questo avvenga c'è il rischio di paralisi della stagione delle riforme. La prossima in calendario è quella dell'urbanistica, che al suo interno riporta una norma già tacciata di essere una nuova sanatoria e dunque a rischio di essere impallinata nuovamente da franchi tiratori. All'orizzonte poi ci sono la riforma del sistema idrico e quella dell'assistenza sanitaria e sociale e la riproposizione della riforma delle province che è stata bocciata la scorsa settimana. Ma in attesa della Pax l'Aula potrebbe restare ferma per evitare altri incidenti di percorso. E la soluzione non è detto che sia proprio il rimpasto, visto che il cambio degli assessori potrebbe anche slittare all'estate per evitare interferenze con le fasi preparatorie delle liste per le elezioni europee di giugno, un momento difficile nel quale non servono certamente ulteriori tensioni. Vince la 74esima edizione del Festival. Un applauso corale in collegamento diretto da Catania a Sanremo. Oltre 600 persone tutte riunite qui in un noto locale catanese per il secondo gruppo d'ascolto più grande d'Italia, che ha salutato così la vincitrice della 74esima edizione del festival, Angelina Mango. E lei, che riporta la palma d'oro del festival in mano ad una donna dopo 10 anni, l'ultima fu Arisa nel 2014, commenta così la vittoria sui suoi social, con un semplice grazie, un cuore bianco e un peperoncino portafortuna, con lo sbigottimento ancora negli occhi. Prendi. E proprio i social, mai come quest'anno, l'hanno fatta da padrone, tra voti pilotati, commenti sarcastici, meme, come quello dedicato al figlio di Amadeus che ricorda il piccolo Simba del film Il Re Leone, Un giorno tutto questo sarà tuo, e un filo diretto con i follower che potevano seguire anche quello che accadeva nel backstage, proprio mentre il festival era in onda. Sanremo 2024 chiude con ascolti record, 74,1% di share, e la finale più vista dal 1995 con Pippo Baudo, il picco con Fiorello e Roberto Bolle. Il rapper Geolier, vincitore assoluto del pubblico e degli stream, incassa il 60% delle preferenze popolari, ma non basta per vincere. Dopo gli ingiusti fischi ricevuti, non vede l'ora di tornare a casa, come dice lui stesso. È stato tutto cose belle, ci abbiamo imparato un sacco di cose. Terza classificata Annalisa, che con il suo Sinceramente è già il tormentone ufficiale del festival, insieme con Un ragazzo, una ragazza dei The Colors. Sinceramente quando piango anche se a volte. Ma il festival più dance di sempre trova un altro vincitore morale, i ricchi e poveri. Con l'elettropop di Ma non tutta la vita fanno scattare l'effetto nostalgia tra Balera e Raffaella Carrà, perfetti per le serate all'insegna dell'Happy Music. Il gruppo d'ascolto catanese ne dà dimostrazione sul palco dell'Ariston Etneo, una coppia infiocchettata proprio come loro. Il Catania non riesce a tornare al successo, ma dopo un primo tempo senza emozioni, nelle riprese i rossazzurri, ridotti in 10 per il doppio giallo rimediato da Sturaro, costruiscono almeno 4 nitide occasioni gol, trovando sulla loro strada il portiere ospite Venturi. Lucarelli lancia Sturaro dal primo minuto, Welbeck a supportarlo in mezzo, gioca Teio da sottopunta, in attacco regolarmente in campo di Carmine. La Casertana risponde con un 3-5-2 con l'ex Deli in mezzo e Curcio, altro ex, in attacco con Carretta. Partita contratta con 6 cartellini gialli nella prima frazione e pochissimi emozioni. La ripresa invece comincia con una grande occasione di Carmine, serve di tacco Chiricò che lascia partire una gran conclusione di sinistro, pallone fuori di un niente che fa sussultare il Massimino. Subito dopo però il Catania resta in 10, Sturaro entra deciso su Curcio, fallo e secondo giallo per il centrocampista ex Juventus. Tante proteste del pubblico ma anche del giocatore. Inevitabilmente la Casertana più spazia e ne approfitta con Toscano che con una conclusione da fuori costringe all'intervento Albertoni. Ma il Catania a costruire un'occasionissima, Conte ruba palla e lancia Cicerelli, l'esterno si presenta tu per tu con il portiere ospite ma la conclusione è ribattuta in angolo dopo l'intervento di Venturi.
decisivo qualche minuto dopo su Di Carmine, opponendosi alla conclusione dell'attaccante toscano che poteva valere l'1-0. Paradossalmente in inferiorità numerica è un Catania più propositivo di quanto si sia visto nel primo tempo. Lucarelli poco prima dell'occasione di Di Carmine aveva inserito anche Costantino e Rapisarda per Chirico e Cicerelli. Proprio Costantino si procura un'altra occasione, gira di destro in modo preciso trovando ancora la deviazione di Venturi migliore in campo. Dall'altra parte qualche rischio c'è sempre su un'uscita avventata di Albertoni. Deli manda alto, l'arbitro concede solo 2 minuti di recupero, si resta sullo 0-0 e la vittoria manca ormai da un mese. L'1-0 del Partenio, quarto successo in 5 gare, vale 3 mezze sentenze per il Messina, che allunga sulla zona play-out, si avvicina a sorpresa ma con merito a quella dei play-off e mette fuori gioco l'Avellino nella corsa al primato. Ancora una volta il Messina trasforma le partite di sofferenza in felicità, le difficoltà diventano forza in un gruppo sempre più sorpresa nel girone di ritorno. Senza 4 titolari, 3 difensori e Rosafio, la squadra di Modica capitalizza il primo gol in giallorosso di Marco Manetta, che al minuto 25 sull'angolo di Franco gira in rete di sinistro un pallone lento ma fuori dalla portata di Ghidotti. L'Avellino, già pericoloso sullo 0-0 con Patierno, rivede il film delle precedenti gare casalinghe, senza vittorie dal 25 ottobre scorso. Prima con D'Ausilio e poi con Sgarbi sfiora il pareggio negato da un sempre attento Fumagalli. Tanto nervosismo tra le due squadre, soprattutto di Marco Irpina, per un risultato a sorpresa che si materializza sempre più col passare del tempo. Nella ripresa il Messina si difende con ordine. Fumagalli e Manetta comandano la difesa e le migliori occasioni le firmano Emmausso e soprattutto l'ex Plescia, che fallisce un gol clamoroso dopo una breve fuga in campo aperto. A fine gara Modica e la squadra festeggiano con i tifosi perché in classifica si aprono orizzonti inattesi fino a qualche settimana fa. Un primo tempo sottotono, una ripresa da urlo. Il Palermo vince a Piacenza contro la Feralpi Salò per 2-1, vince e dà un segnale forte al campionato. Per la promozione diretta ci sono anche i rosanero che hanno solo 3 punti di ritardo dal Como secondo, che tra l'altro affronteranno sabato al Barbera. Un primo tempo in cui il Palermo ha rischiato di subire lo svantaggio un paio di volte, poi nel secondo tempo è cambiato tutto. È salito in cattedra Ranocchia che ha segnato il primo gol e successivamente è arrivato anche il sigillo di Soleri. Nel finale il gol della Feralpi, ma è il Palermo ad alzare le braccia al cielo, 3 punti d'oro. Le squadre avversarie ci sono, sanno fare le loro cose, difendevano bene, forti, molto compatti, con tanti giocatori, non era difficile trovare la situazione giusta, nonostante ci abbiamo provato e 2 o 3 volte secondo me siamo andati anche vicini a fare gol. Loro sono stati molto bravi sulle palle inattive, dunque sono stati molto pericolosi da questo punto di vista, lo sapevamo, insomma. La partita è lunga, nei 95 minuti ci abbiamo creduto, loro hanno mollato un po' dal punto di vista dell'intensità, abbiamo trovato più situazioni per essere pericolosi, abbiamo fatto secondo me 2 bellissimi gol e sembrava una partita orientata. Il grande rammarico è questo gol nel finale che per 2 o 3 minuti ha permesso loro di rientrare in partita. Un buon viatico in vista della doppia sfida che ora attende Rosanero, il Como in casa e proprio la Cremonese in trasferta. Sarà una prova di maturità importante per una squadra che comunque contro le grandi poche volte ha fallito.